Ha chiesto di parlare il senatore Centinaio, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente. Innanzitutto in questo bailam di confusione politica che stiamo assistendo in queste ore, signor Presidente, ci deve togliere un dubbio che sta un po' assillando circa 1 milione di partite IVA agricole, perché abbiamo saputo che lei ha deciso di fare anche il Ministro dell'Agricoltura di questo Paese. E visto e considerato che l'agricoltura cuba, tra agricoltura agroalimentare, cuba circa il 25% del PIL del nostro Paese, le chiediamo se ha intenzione di fare il Ministro a tempo perso o di fare il Ministro a tempo pieno, e soprattutto auspichiamo che il Ministero dell'Agricoltura non entri nella logica delle spartizioni e delle promesse di posti che voi state facendo ai colleghi senatori pur di votarvi la fiducia. Signor Presidente, abbiamo ascoltato il suo intervento e sinceramente siamo senza parole. Siamo senza parole perché buona parte del suo intervento l'ha passato a parlare di legge elettorale e di riforma dei regolamenti parlamentari. Abbiamo un timore, Presidente, visto e considerato che in questi mesi ha tolto alle aule parlamentari il potere legislativo a suon di DPCM. Abbiamo paura che adesso lei decida di toglierci anche la prerogativa di poter lavorare, visto e considerato che, come lei ben sa, visto che è un avvocato ed è laureato in giurisprudenza, il potere del legislatore di decidere regolamenti parlamentari e legge elettorale. Vogliamo evitare che lei prenda come esempio quei paesi che sono un po' l'esempio della sua maggioranza, che la sostiene, e penso alla Cina e al Venezuela. E quindi le chiediamo di mantenere la democrazia e soprattutto di mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti del Parlamento. Parli delle cose di sua competenza, visto che non è tanto in grado di farle. Avvocato Conte, ascoltando il suo intervento ero molto allibito, perché mi è sembrato una sorta di Arturo Brachetti della politica, che è quell'illusionista che si cambia abiti alla velocità della luce. E lei ci è sembrato l'Arturo Brachetti della politica. Poi ieri, ascoltando il suo intervento alla Camera, ma l'ho riascoltato anche oggi, mi è venuto in mente quando ero bambino. Quando ero bambino c'era la pubblicità di un giocattolo, si chiamavano i Playmobil. I Playmobil sono questi omini qua di plastica, Presidente, e c'era una pubblicità che si chiamava 1000 vite Playmobil. Con un omino lo potevi trasformare in tanti personaggi. E quindi, Presidente, vuoi il premier populista e sovranista? Si cambia, eccolo, a disposizione di una maggioranza giallo-verde. Cambi idea e vuoi il premier europeista e amico della Merkel? Basta un sorriso e ti accontenta. Arriva il momento del premier sceriffo, eccolo indossare i panni del leader con Salvini e via i decreti sicurezza. Ma meglio ancora, vuoi il premier scafista? Diventa amico di Carola Rackete. Quindi un premier per tutte le stagioni, signor Conte. Liberale ma socialista. Quota 100 prima sì, poi no. La TAV sì, no, forse, non si è capito niente. Le concessioni balneari, pensiamo agli amici balneari, le concessioni balneari, prima sì, Centinaio, andate avanti, poi andiamo da Gentiloni e gli diciamo ciao, mandaci una lettera da parte dell'Europa così almeno facciamo un passo indietro. E poi prima fan di Trump e poi fan di Biden, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti per ore. Lei, Presidente, detiene il record che verrà ricordato nel Guinness dei primati, il record del trasformismo. Nemmeno Crispi e De Pretis sono riusciti a fare tanto. Nel nostro Paese lei detiene questo record. Nella storia moderna, peggio ancora, non c'è un premier nella storia governa mondiale che sia passato automaticamente da una maggioranza a un'altra. Sa dove è successo e quando è successo?
È successo in un comune negli anni '80, nel comune di Milano con Pilitteri, che passò da una maggioranza a un'altra, solo lì, solo lì. Quindi lei rappresenta un record e ci renderà orgogliosi di avere un premier recordman. Il problema è che questo record lei lo porta avanti con un motto, Presidente: Francia o Spagna, purché se magna. Lega, 5 Stelle, PD, Leu, Italia Viva, responsabili, costruttori, socialisti, senatori a vita, con un solo unico programma: la cadrega. Signori, dovete andare a casa, perché il vostro tempo è finito. Questo governo è nato il 5 settembre 2019 e avete raccontato una cosa agli italiani, e siete andati anche a raccontarla al Presidente della Repubblica, quindi dire le bugie al Presidente della Repubblica non fa bene, che siete nati perché dovevate evitare l'aumento dell'IVA, perché noi che eravamo cattivi avevamo fatto cadere un governo che doveva evitare l'aumento dell'IVA. L'aumento dell'IVA l'avete evitato, andate a casa. Il problema, signori, è perché siete ancora lì? Perché la realtà invece non era l'aumento dell'IVA, dove ci sono milioni di italiani che vi credevano. Perché? Perché non bisognava permettere di far votare gli italiani, perché non bisognava far vincere le elezioni a Salvini, perché non bisognava dare i pieni poteri ai cattivoni della Lega che lo chiedevano con delle elezioni, non come lei. E quindi io mi rivolgo ai colleghi di Italia Viva. Non volevate dare pieni poteri a Salvini con il voto? Li avete dati a Conte, senza voto. Glieli avete concessi, glieli avete regalati. Quindi, cari colleghi, noi ci abbiamo messo 1 anno e 4 mesi per renderci conto di chi era realmente Conte. Italia Viva ci ha messo 1 anno e 5 mesi. Chi saranno i prossimi? Magari ci metteranno 1 anno e 6 mesi, ma poi arriveranno tra 1 anno e 6 mesi ad avere la stessa opinione che abbiamo noi del Presidente Conte. E magari saranno i costruttori, Presidente Conte, a diventare i cattivoni di turno. Ma a questo punto la domanda che ci facciamo è: costruttori o traditori? Perché costruttori o traditori? E io lo dico con tutto il rispetto per questo Parlamento e per chi sta seduto in questo Parlamento. Questa è una democrazia parlamentare e quindi le maggioranze si fanno in Parlamento e si decidono in Parlamento. Ma, signori colleghi della sinistra, non possiamo pensare che se c'è una transumanza da destra a sinistra questi sono costruttori e se quella c'è da sinistra a destra quelli sono traditori. Perché se erano traditori Razzi e Scilipoti, se erano traditori, e io mi ricordo e mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle che la scorsa legislatura erano seduti in questo Parlamento, io ricordo cosa i 5 Stelle dicevano ai 2 colleghi che erano seduti lì, gliene dicevano di ogni, e quindi se erano traditori Razzi e Scilipoti, allora sono altrettanto traditori coloro che passano da qui e si vanno a sedere insieme alla vostra maggioranza. In caso contrario sono parlamentari che scelgono liberamente. Dovete andare a casa, Presidente. Avete fallito su tutto, anche nella comunicazione, Presidente. Un balletto di dichiarazioni, esternazioni, DPCM e scelte folli di arcuriana memoria. Passerà alla storia, forse più di lei, perché penso che Arcuri ha fatto più danni di lei e ce ne vuole. Però io le ricordo alcune sue frasi. 25 ottobre. Chiediamo ulteriori sacrifici agli italiani. Sono misure necessarie per un Natale sereno. E tutti, vai, che bello, almeno a Natale lo passeremo coi parenti. 18 dicembre. Dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie anche in vista della ripresa delle attività di gennaio. Mi hai chiuso prima perché mi hai detto che dovevo stare aperto per Natale, a Natale mi chiudi. E va bene. L'11 gennaio, e mi dici che poi a gennaio apriremo, no? Perché l'ha detto lei, non l'ha detto Centinaio o il cattivone di Salvini. L'11 gennaio sta arrivando un'impennata di contagi, dobbiamo fare dei sacrifici. Ma allora,
Vogliamo dare una linea a questo Paese o siamo al mercato? O siamo a inventarci tutte le volte una conferenza stampa all'ora di cena, così almeno andiamo a rompere le scatole alle famiglie italiane e dobbiamo fare... Un disastro sanitario ed economico. E voi, Presidente, che cosa avete fatto? Un dato della CGIA di Mestre: 423 miliardi di mancati incassi nel 2020. I ristori previsti da marzo per le imprese chiuse sono a 23 miliardi di euro. Il 7%, un'elemosina, siamo i peggiori. E le dico, Presidente, sa perché non ci fidiamo di lei, visti questi dati? E sa perché le sue promesse ci fanno arrabbiare e tanto, visti questi dati? Perché lei, Presidente, il 26 marzo 2020 disse: nessuno rimarrà indietro. Alle aziende italiane nessuno rimarrà indietro. L'ha promesso al Paese, Presidente. E invece Confcommercio, in data 28/12/2020, ci dice che il 2020 hanno chiuso oltre 300.000 imprese. Hanno perso il 17% delle imprese del commercio, dell'abbigliamento e delle calzature. Abbiamo perso il 12% degli ambulanti. Abbiamo perso il 10% dei distributori di carburante. Abbiamo perso il 21% delle agenzie di viaggio. E spieghi, visto che ha fatto il fenomeno a parlare di turismo, al ministro Franceschini che cosa sono le agenzie di viaggio, che non sa neanche la differenza tra agenzie di viaggio e tour operator. Abbiamo perso il 14% di bar e ristoranti e quasi il 30% del settore della cultura e dello sport. E a questi si aggiungono 200.000 professionisti e partite IVA, quasi 500.000 di persone. E allora a questo punto, Presidente, avvocato Conte, è per quel quasi 500.000 di persone che io le direi per 500.000 di volte: vada a casa, vada a casa.